Ciao, oggi parliamo di un'altra modalità di voto, il cosiddetto voto disgiunto. Nel video precedente avevo spiegato l'importanza di esprimere una preferenza e la facoltà di quest'anno di esprimere la cosiddetta preferenza di genere, ovvero scrivere il cognome di un maschio e di una femmina purché facciano parte della stessa lista. Oggi invece parliamo appunto del voto disgiunto, che è un'altra facoltà dell'elettore di poter esprimere la propria volontà politica. E probabilmente torna particolarmente utile quest'anno perché con 7 candidati sindaci e oltre 400 consiglieri che vi chiedono se fanno come me, vedete ho fatto anche la magliettina azzurra, se fanno come me vi chiederanno di scrivere la preferenza ovviamente per se stessi, è molto facile che vi troviate in una situazione tipo questa dove magari non so, l'amorosa del figlio e il vicino di casa, sono tutte e due persone molto in gamba che fanno parte di una lista, mi raccomando deve essere la stessa lista, e entrambi vi dicono guarda potresti votarmi, cliccare, dare il voto a me e alla mia lista e magari però ti accorgi che corrono per un candidato sindaco che non ti convince per niente. Allora, come fare a risolvere questa situazione nella quale tu vorresti poter dare la preferenza a loro e premiare le loro capacità, ma magari vedresti molto meglio un altro candidato sindaco più competente, secondo te più adatto a ricoprire questo ruolo. Ecco, questo problema può essere risolto proprio con il cosiddetto voto disgiunto e vediamo come si fa. Allora, nel seggio elettorale troverete una scheda che assomiglia a questa. Attenzione perché quel giorno lì si tengono anche le elezioni europee, quindi la scheda che interessa per le elezioni comunali è contraddistinta dal colore azzurro, tipo questo, così. Allora, in questa scheda dal colore azzurro troverete uno schema tipo questo qui. Come faccio a dare il voto al sindaco che voglio io e a esprimere la preferenza per i miei due amici che me l'hanno chiesta? Faccio così. Allora, devo barrare il nome del candidato sindaco che secondo me è il più adatto. In questo caso immaginiamo Nano Dotto. Poi vado a cercare la lista nella quale corrono i miei due amici, barro la lista e a fianco scrivo il cognome e il nome dell'amoroso mio figlio e del mio vicino di casa, senza in questo caso barrare il nome del candidato sindaco. In questa maniera qui io sono riuscita a dare a loro la possibilità di entrare in consiglio, appunto come consiglieri, però specificando che come sindaco io preferisco in questo caso Dotto. Ecco, a questo proposito vi ricordo anche che quest'anno, differentemente dagli anni scorsi, si vota in una sola giornata, il 25 di maggio. Quindi per chi magari pensava, vede il sole e dice oggi vado al mare, tanto domani i seggi sono aperti, lunedì mattina vado a votare, attenzione, organizzatevi la giornata in maniera tale da andare al mare, ma da poter passare a votare, perché dopo vi trovate 5 anni di governo. Quindi, uno, andare a votare, due, anche votare il più possibile informati. E siccome capisco che è molto difficile orientarsi in mezzo a tutta questa offerta, e in mezzo a tutti i programmi elettorali, che tra l'altro si assomigliano tantissimo, il mio consiglio è leggetevi pure la carta che vi arriva a casa perché comunque va bene, vi informate, però in maniera molto più produttiva potete andare a sentirvi una serata in cui parlano tutti e 7 i candidati sindaci e ce n'è praticamente una ogni sera. Se cliccate qua sotto, qua, andate alla pagina dove li abbiamo elencati, così li potete vedere, vi scegliete una serata, li ascoltate, in alcuni incontri si possono anche fare domande. Ecco, sfruttate bene questa occasione, questi pochi giorni fino alle elezioni e il 25 andate a votare. Ciao!